Torino. Non hanno mai leggiuto un libro di Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia oggi è il più grande scrittore italiano e questo è un onore nostro e vostro di poter dire il più grande scrittore italiano è Leonardo Sciascia, che era Sierra Calmuta e Stampalea, ma chi è siciliano? Chi sono i siciliani? Che ne hanno un cuore più grande di una chiazza e la testa quanto un cielo, chi sono i siciliani meravigliosi? Questa è la Sicilia, nostri quattro mafiosi, come diceva Ciccio Busacca, questi quattro mafiosi comandati in Roma. Questa è la verità. C'è gente ancora che non sa che è Renato Guttuso. Poi anche a Villabate c'è un 50-60% che non sa che è Renato Guttuso, il più grande pittore italiano. Questo è gravissimo. Questa è una cosa gravissima. Io lo so se Came Canuccio, vi giuro lo so se Came Canuccio non lo so nemmeno, non lo so, ma certamente che Libra mia non l'ho leggiuto piccolo, certamente, perché non si interessano di cultura, c'è gente che non sa, ancora a Villabate, così in tutta la Sicilia, colpa della democrazia cristiana, pure in principio. 20 anni di dittatura fascista non si poteva parlare, 100 anni che la democrazia cristiana non porta la cultura al popolo, non va verso un popolo, non cerca di levare il popolo, perché ci interessa che il popolo resta ignorante, che il popolo non capisce niente, l'ignorante che ha sempre la testa, dice sempre sì, l'ignorante si fa pestare. L'ignorante non sa quanto vale la dignità dell'uomo, la ricchezza sta nella dignità dell'uomo, la ricchezza, la grande ricchezza dell'uomo è la cultura, l'interesse per la cultura, queste sono le ricchezze. L'ignorante non sa, guarda queste ragazze passeggiano come se fosse la Villa Giulia, guarda, e non sanno che sta parlando Ignazio Buttitti, il più grande poeta popolare del mondo. Povere ragazze, accattatevi un Grand Hotel, comprate il Grand Hotel.